profani, con la mia mano indegna queste sacre reliquie. Le mie labbra rosse, come due timidi pellegrini, cercheranno di rendere morbido l'aspro contatto con un tenero bacio. Mio buon pellegrino, voi fate un grave torto alla vostra mano, perché non ha fatto altro che dimostrare un'umile devozione. Anche i santi hanno le mani dei pellegrini le toccano, palma contro palma. E infatti è questo il bacio sacro dei palmieri. Ma i santi e i palmieri non hanno labbra. Sì, mio buon pellegrino, ha labbra che servono per la preghiera. Oh, allora, dolce santa, lascia che le tue labbra facciano come le tue mani. E se pregano, tu esaudisci in modo che la fede non si muti in disperazione. E i santi non si muovono, eppure esaudiscono coloro che li pregano. E allora non muoverti, così la mia preghiera verrà esaudita. Ecco, le tue labbra hanno tolto il peccato dalle mie. Allora le mie labbra portano il peccato che hanno tolto. Il peccato delle mie labbra, ridammelo subito! Voi baciate come insegna il libro. Giulietta! Dove sei? Tua madre deve dirti una cosa. Chi è sua madre? Sua madre è la padrona di questa casa. È una brava signora, buona, gentile e virtuosa. Io ho allattato sua figlia, quella con la quale tu stavi parlando a quattro labbra. È una Capuleti? Oh, caro conto da pagare. La mia vita deve tutta se stessa al mio nemico. Maria, chi è quel gentiluomo? Si è sposato alla mia tomba, sarà forse il mio letto nuziale. Si chiama Romeo ed è un Montecchi. Il mio unico amore, nato dal mio unico odio, sovrumano, troppo presto visto, troppo tardi conosciuto. Cosa stai dicendo? Niente, sono solo alcuni versi che ho imparato ora da uno con me. Andiamo a dormire, va? Andiamo a dormire che è proprio tardi.